Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una live interattive Sibille col vostro Marietto Veneziano. È da un bel po' che non ci sentiamo e quindi mi mancavate. Abbiamo spostato l'orario dalle 11:20 alle 18 perché ho avuto richieste di persone che erano interessate dopo il lavoro a poter raggiungere le Sibille interattive gratuite. Vi ricordo, per quelle persone a cui non risponderò questa sera, per me è già sera, ma per quelle persone a cui non potrò rispondere, venerdì sera alle 21:15 il The Garden in questa piattaforma, oppure al lunedì sempre il The Garden in questa piattaforma. Bene. Quindi se volete fare una domanda, mi raccomando, nome, data di nascita, e chiaramente una domanda che abbia qualcosa di interessante, di corposo, insomma qualcosa che faccia capire dove volete arrivare, il punto, cioè non oggi in amore cosa mi può capitare, perché chiaramente non abbiamo né una scena energetica vostra, cioè una fotografia, e non sappiamo nulla di voi, quindi le sibille magari devono essere un po' aiutate per fare in modo che la scena energetica venga presa bene. Ma intanto, mentre aspettiamo, vi ricordo anche che gli utenti di Face si devono registrare a questa piattaforma, invece per gli utenti di YouTube no, non hanno questo piccolo problema. Intanto saluto anche Maria Gesualdo. Ciao Maria, sempre attenta a noi, grazie Maria, e tanto metto qui il tuo saluto. Bene, per riprendere un po' vi spiego un po' anche cosa possiamo offrire alle centinaia di persone che guarderanno questo video in futuro, no? Il De Gare Marietto Veneziano, come sapete, ormai sono su internet o sul tubo o sulla piazza, definito come volete, da almeno il 2015. Nel 2015 Marietto Veneziano e il The Garda hanno cominciato con questo sito, il sito del Capitano, dove è importantissimo soprattutto questo periodo. Perché è importante? Perché dal 2015 il The Garda Marietto Veneziano hanno messo dei circuiti per la difesa del sacro suolo italiano e anche per divulgare la radionica, che in quel periodo era appannaggio di pochi. Quindi per chi vuole gratuitamente può andare nel sito del Capitano, e scaricare 20 ebook, tra cui alcuni anche speciali di Hildegarda, praticamente gratuiti, dove parla di magia, cabala e quant'altro. Invece il vostro Marietto con lei ha fatto questi 20 ebook di radionica radiostesia che sono tranquillamente riscaricabili. Ne hanno già scaricati più o meno 175.000, ma adesso saremo sui 200.000 chiaramente. Sono gratuite e il vostro Marietto e il Legarda hanno regalato all'umanità più di 2 milioni di circuiti radionici quadranti radiostesici in formato PDF. Bene, detto questo, poi abbiamo anche una sezione shop molto battuta, conosciuta, ma è meglio che la riprendiamo un po'. E soprattutto in questo periodo che forse non vi siete accorti, ma fra il Covid, fra questa situazione estremamente degradante, difficile che molte persone hanno dovuto affrontare, fra gli aumenti indiscriminati del gas, dell'elettricità, della benzina, insomma, chi più ne ha più ne mette, fra un po' vedrete come andrà a finire, e poi la guerra che sta per arrivare dall'Ucraina, il vostro Marietto e il Legarda propongono ad esempio questo amuleto talismano nel costo di 150 euro più 10 euro di spedizione, più programmabile 20 euro, per il semplice fatto che ci vuole una difesa eterica, perché come diceva il mio vecchio, chi comanda l'eterico comanda il mondo. Qui ci sono 8 protezioni validissime e questo ciondolo è programmato a persona. Poi, visto i tempi che stanno arrivando, il vostro Marietto vi consiglia anche i sigilli. Questi sigilli servono più che altro per coprire non dico i buchi astrali, ma diciamo le mancanze astrali quando uno è nato, e quindi praticamente questi sigilli aiutano dove ci sono delle debolezze e delle falle nel corpo eterico delle persone. Quindi vediamo così, il ciondolo è importantissimo, lo ripeto, soprattutto in questo periodo in cui si sta avvicinando questa onda che il vostro Marietto già dal 2010 spiegava dell'orsetto dell'Est,
quindi non si sa mai. E poi un sigillo, il sigillo 6 di Marte è importantissimo proprio per la difesa fisica. Chiaramente noi facciamo tutti i sigilli, tutti i 44 sigilli di Salomone, però diciamo che in questo periodo è meglio proteggersi un po', non dico il fondoschiena, ma insomma avere un po' le spalle coperte. Detto questo, per le altre persone invece che quando arriverà questa marea di cioccolato fondente che coprirà e lambirà i confini del sacro suolo italiano, vostro Marietto Veneziano con il De Garda stanno promuovendo anche dei particolari sigilli molto più antichi di quelli di Salomone, e vi voglio ricordare quelli di Mosè. Perché quelli di Mosè? Perché Mosè, oltre a essere uno che aprì il bagnino del Mar Rosso, Mar Nero, non mi ricordo più cosa ha aperto, no? Oltre alla leggenda metropolitana che faceva il bagnino, era anche un generale, un profeta e un mago. E quindi 3-4 mila anni prima del nostro Salomone aveva praticamente fatto dei sigilli proprio per difendere la materialità, proprio per difendere la sua tribù, quella che poi teoricamente è uscita, è scappata dalla schiavitù egizia. Mettiamola giù così in modo semplice. Quindi noi proponiamo dei sigilli antichissimi, no? E quindi chiaramente i costi sono chiaramente proporzionati al lavoro, costano 250 euro l'uno più 10 euro di spedizione, ma li valgono tutti. Questi servono soprattutto a quelle persone che non vogliono andare via di casa perché, non so, perché hanno la suocera, la nonna e sanno che arriverà questa cioccolata marrone, ma vogliono una protezione particolare per la difesa della materialità e non altro, chiaramente. No? Poi il Legare Marietto Veneziano ogni venerdì, per quelli che si sono fidati a noi, sapete che fanno le pulizie importantissime radioniche, quindi per chi vuole farsi tra virgolette pulire a livello radionico o radiestesico da influenze negative, via, anche il venerdì facciamo questo qua. Poi per le persone, per il lavoro, per l'attività, soprattutto perché stanno arrivando periodi importanti, il De Gara Marietto Veneziano propongono anche dei riti propiziatori che passano da Giove, Marte, insomma tutti i pianeti di questo mondo, ma anche un po' di stelle, mettiamo giù così. A parte la battuta, chiaramente noi proponiamo una paletta di riti di alta magia operativa che spaziano in tutto, per chi cerca lavoro, per chi ce l'ha, per chi non vuol perderlo, per la salute, il benessere e quant'altro, per il vicino di casa che rompe le scatole e quant'altro. Ritorno un po' anche per gli ex o quelli che si sono vaccinati, perché si sente ogni giorno sempre di più che le persone purtroppo, perché si sono fatti il secondo e il terzo vaccino, hanno qualche problematica. E allora anche in questo caso il De Gara Marietto Veneziano il martedì, cioè ieri sera, passano le pulizie radioniche e radiostatiche, soprattutto solo per una questione di vaccino, per quelle persone che ormai hanno dentro questo siero e magari hanno bisogno di una stampella. Eventualmente mi riprendo un attimino per il De Garda, per chi vuole invece un consulto, vedete a monitor il suo numero di telefono e via. Per chi vuole un consulto privato, 20 euro, 45 minuti, il De Garda è per voi. Bene, io penso di aver detto tutto e iniziamo con la prima domanda e ne vedo solo una ma ben fatta. Vediamo un po'. Prima però salutiamo i nostri amici e quindi saluto la nostra Cristina, ciao Cristina, poi la nostra ormai mitica Milena Giovanelli, ciao Milena, e poi la Pink Pepper, vediamo un po' la Pink Pepper, vediamo un po', aspettate un po' che tolgo la mascherina di Ildegarda, voilà, vediamo un po', salutiamo e vediamo un po' di rispondere alla prima domanda, e anche l'unica, perché è una, come si suol dire, è una prima a livello mondiale che Marietto è qui alle 18 per voi. Bene cari amici, iniziamo a leggere la domandina. Oh, c'è un po' un ritorno. Aspettate un po' che devo fare retrocedere un po' il microfono. Ok, bene. Leggiamo un po' la domandina. Buonasera, sono Sandra del 19269.
ho lasciato David del 23/08/82, ma sento la mancanza. Cosa farà lui? Allora, la nostra Sandra ci spiega che ha lasciato il David e sotto dice io sono separato con figli, grazie. Quindi vediamo cosa farà il nostro David che è dell'82 e lei del 69. Vediamo un po' il David. Voilà. Vediamo un po' il nostro David come si comporterà con la nostra Sandra. Sandra è 69 e David dell'82. Vediamo un po', cari amici. Il taglio, bambino e leggerezza. Beh, sembra che la domanda è cosa farà David, cosa sta pensando, come gira per lui. E io vedo che in questo momento il taglio bambino, leggerezza, sembra che lui stia cercando qualcosa di frivolo, sembra che lui stia cercando qualcosa di non impegnativo, qualcosa che, dopo tutto, se uno apre il telegiornale e guarda le notizie, chiaramente, insomma, un po' esaurito lo diventa se si concentra troppo. E quindi è anche giusto che uno dell'82, no, possa in un certo senso in questo periodo tremendo in cui ogni volta che apriamo una TV sentiamo solo notizie catastrofiche, è anche giusto che il David senta il dovere e il piacere di cercare qualcosa di leggero, di qualcosa di frivolo. Ma vediamo un po' per la nostra Sandra. Vediamo un po', prigione, vedovo, insomma, il passato, vedi Sandra, io ti vedo innamorato di lui, che hai pianto, e insomma, vedo che questo distacco per te è stata durissima. Caspita Sandra, hai sofferto moltissimo. Ma vediamo un po', Sandra, com'è la situazione. Allora, io vedo un passato in cui lui era bloccato, alcune volte, vedi, qua ci sono delle sibille pesantissime, perché vedi prigione, vedovo, morte. Poi c'è stato un cambiamento e tu si vede che nel passato l'hai amato molto, lo desideravi, oppure potrebbe essere che anche tu amavi qualcuno che somigliava a lui. Poi nella linea presente vedo che hai paura di averlo perso, piangi, anche tu ti vedi una situazione, vedi, perché ci sono queste 4 carte pesantissime, e cioè solitudine, sospiri, dispiacere, malinconia, disgrazia, insomma, Sandra, stai passando un periodo veramente impegnativo a livello sentimentale, perché qui la domanda è sentimentale. Il futuro però vedo che questo David comincerà a riagganciarsi, ad avere, diciamo così, un attimino di un comeback, diciamo un comeback, un ritorno, perché vedo conversazioni, lettera e artista, però, e vedo un ritorno di lui perché è attaccato alla materia. Quindi io penso che il David, quando si renderà conto che la situazione, anche se lui cerca qualcosa di frivolo, io vedo che nei tuoi confronti lui ha sempre un occhio di riguardo, e vedo qui, vedi Sandra, il problema è che questo David qua non mi convince perché vedi questa carta qua è di una persona che ha grandi qualità, ma è un tipo un braccino corto, direi che è un po' un braccino corto a livello sentimentale, perché è sempre una sibilla che fa capire che la situazione è veramente, cioè lui tira dal suo punto di vista. E attenzione qua, perché il ritorno c'è col David, un bel ritorno corposo, però è dovuto più che altro a questioni di materia, molto probabilmente perché tu gli puoi offrire sicuramente qualcosa che lui non ha, magari anche solamente delle conoscenze, dell'amicizia, e poi attenzione perché ti dirà un sacco di bugie. Attenzione. Però Sandra, visto che la speranza è l'ultima a morire, vedo che però le cose, vedi, incominceranno ad andare meglio, vedi, l'amante, l'amica, il sacerdote, la gran consolazione, sembra quasi che lui, a parte le bugie e il ritorno che farà, vedo che ci sarà molto entusiasmo,
Vedi, l'amante è una carta importante perché sembra che lui sia molto spinto, molto, non so come potrei definirlo di più, perché sembra che abbia un'evoluzione della sua vita in senso positivo, e poi cercherà, il sacerdote è anche una carta un po' ambivalente, ma diciamo che cercherà un po' di giustizia, di darti un po' di tranquillità, e vedo che ti pensa molto, perché c'è la gran consolazione, che è la terza carta più fortunata del mazzo di Sibille. Quindi, in sintesi, il periodo più brutto sembra che è passato alle spalle nel presente, ti vedo molto smarrita, ti vedo molto, insomma, che ti senti sola. Poi però vedo che c'è un ritorno perché lui si sentirà debole e avrà bisogno di te, ma attenzione, perché qualche piccola bugia ci potrebbe stare, vedi il gatto. Però entro un anno sembra che lui metta un po' i remi in barca, e vedo un entusiasmo nei tuoi confronti e anche un po' di giustizia. Quindi il futuro sembra più chiaro che scuro. Certamente hai passato dei periodi importanti e difficilissimi. Vediamo un po' chi è che c'è adesso. Vediamo un po'. Quante domande. Allora, la nostra Milena. La nostra amicizia Milena mi fa una domanda, però Milena è una domanda un po'... Milena è una domanda un po'... Aspetta, che guardiamo un po'... Aspetta Milena, che guardiamo un po' la tua domandina, perché è un po' difficile. Aspetta. Milena Giovanelli, dopo Cristina, Eccola qua, la domandina da Milena. Ciao, Milena Giovanelli chiede per sua figlia del 2005, grazie. Ma cosa che ha mia figlia? Milena, dovresti magari un po' entrare in dettaglio, E Pick Paper mi ringrazia, dice bravissimo, grazie, i complimenti, è vero, sono gratuiti, però fa sempre piacere. Allora Milena, tocca a te fare la domanda, però dovresti essere un attimino più non so, analitica nella domanda. A livello sentimentale, vabbè, del 2005, giovanissima, a livello fisico, di benessere, dovresti un pochettino affilare la domanda, Milena, essere un pochettino più precisa. Vediamo un po'. E sempre mi arriva un messaggio, aspetta, è sempre disturbata, distante. Allora Milena, scusa, disturbata nel senso che ha dei momenti di smarrimento, nei momenti in cui, facciamo una sibilla così molto veloce, perché chiaramente non avendo la fotografia della figlia, sapete, la Milena gli risponde perché è una carissima amicizia che ci segue da tantissimo tempo, la figlia non la conosco, però Milena è una grandissima sostenitrice che ci segue. Bene, vediamo un po'. In linea generale cosa possiamo vedere della figlia, che si chiama Sara, ed è vediamo un po', riprendiamo un po' la nostra Mili, Sara del 2005. Le sibille chiediamo un po' di vedere un po' l'evoluzione. Vedi qui c'è morte e la riunione. Sembra che ci sia un cambiamento in atto e poi un ritorno a qualcosa che lei ha già avuto adesso. Non è che lei è morta e risuscitata, ma è un modo di dire che molto probabilmente c'è un cambiamento in atto. Questo cambiamento sembra che, come un pendolo, no? Va di qua e va di là. È un grande punto di domanda questo taglio. Adesso andiamo in dettaglio a vedere. Vediamo un po', per la nostra Sara del 2005. Allora, sapete, qui in questo caso Milena ci vorrebbe il pendolino con la radiestesia, però vediamo entro un anno cosa può succedere in linea generale alla nostra Sara. Vedo che la Sara era molto, vedi qua, non so se si vede,
forse non si vede tanto bene, però vedi, lei stava aspettando qualcosa, poi gli è stato detto tutto il contrario di tutto. C'è un giovane anche che la sta guardando, però non sembra tanto debole, non sembra tanto debole la Sara. La Sara mi sembra bella, bella fortina nel passato, ha una certa costanza, sarà anche incostante su quello che non gli interessa a lei, ma su quello che gli interessa a lei di nascosto fa qualcosina. Attenzione che lei ha sentito delle cose o atti di nervosismo molto importanti che sembra quasi. Comunque, come anima, mettiamola giù così, come persona, sembra una persona che abbia un caratterino piuttosto forte, o è una tipa che non si arrende tanto facilmente, sebbene sia giovanissima. Nel presente vedo che c'è qualcuno che la spia, la controlla, e lei è in un periodo che deve scegliere qualcosa. Vedo che c'è la stanza. La stanza è sempre una carta estremamente positiva. Quindi, e sta lavorando qualcosa tua figlia. Cioè, vedi che c'è qualcosina che di nascosto, eventualmente lei sta facendo dei progetti o ha in aria qualcosa, però purtroppo c'è un uomo o una donna che la stanno guardando. Beh, sarà anche disturbata, però diciamo che lei è un'anima importante, è un'anima che non è deboluccia. Nel futuro io vedo che ci saranno dei segreti e lei la vedo molto determinata, però vedo anche o tuo marito o te, vedo che siete in pensiero per lei, perché lei sarà molto determinata a fare delle cose, a fare come si dice, delle operazioni, non operazioni chirurgiche, ma soprattutto operazioni nel senso della vita, no? di espandersi, di conoscere nuove strade. E tu vedo che, vedi Milena, hai paura di perderla nel futuro, avrai sempre più paura di perderla, perché c'è i sospiri, sembra quasi che tu la vedi sempre più allontanare da te, forse perché pensi che è ammalata e forse potrebbe essere anche che lei potrebbe avere una patologia, vedi? C'è l'ammalato e quindi molto probabilmente tu hai paura di perderla per una patologia e qui non è uno scherzo. Però diciamo, ricapitoliamo, questa ragazza aveva delle grandi speranze, poi gli è stato detto tutto il contrario di tutto. Vicino a lei c'è un ragazzo, qualcuno di giovane che la sostiene, diciamo così, e lei è una ragazza forte, no? Non bisogna farsi un po' intimorire dall'età, ma la vedo che ha la costanza e chi ha la costanza è una vincitrice alla distanza. Però faceva delle cose di nascosto, c'era qualcosina di nascosto ogni tanto che non si capiva bene. Nel presente vedo che qualcuno la spia, la controlla e lei però è in un momento di decisione, è un momento di decisione importante nella sua vita e sta lavorando molto per questa decisione. Sembra quasi, ed è anche speranzosa. È forte come anima questa persona, cioè la Sandra, sebbene giovanissima. E il segreto vuol fare qualcosa, però vedo che o suo papà o te state cercando di aiutarla nella giusta direzione, pensate a lei in modo importante. Però tu vedi, Milena, vedo che hai paura di perderla perché pensi che sia malata, vedi? O che ci sia una patologia in corso. E qui c'è il ammalato, vedi? L'ammalato e tu che hai paura di vederla andare via. E poi qua, grande punto di domanda, l'omaggio prezioso che può essere un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. E qui andiamo allora a vedere questo bicchierino, se è mezzo pieno o mezzo vuoto, com'è nel gran finalone. Superbia, falsità, allegria e la matrice. Allora, detta in parole povere, questa ragazza è una ragazza forte, perché vedi la superbia, orgoglioso, potrebbe dire anche delle cose, scusa che non lo vedi, scusa che non vedi perché c'è la cosa, vedi, falsità, potrebbe dire anche delle cose che non sono vere, però
tutto sommato avrete, vedete, allegrezza di cuore, e l'amante potrebbe anche trovare un compagno entro un anno, questo, massimo entro un anno, quindi, o potrebbe trovare un compagno importante o qualcuno che le vuole bene, perché vedo che ci sarà qualcuno che le vuole bene e la segue. Però diciamo che nei prossimi tempi passerà dei periodi importanti della sua vita e voi penserete che sia ammalata. Sicuramente avrà un periodo di malattia, indubbio, no? Perché qui c'è l'ammalato, tu hai paura di perdere. E però lei è forte, vedi, orgogliosa, dirà qualche piccola bugia, tra virgolette, però vedo che poi allegrezza il cuore l'amante, dopo tutto lei avrà una vita sociale importante, ci sarà qualcuno che gli starà vicino e gli vorrà bene. Quindi, non conoscendo la Sara, direi che non ci sono carte sibille pesanti, ci sono solamente qui nel futuro che tu sarai veramente un po' spaventata perché penserai che sia malata, ma le sibille qui mi dicono che lei è forte, sì, qualche piccola bugia, perché la falsità potrebbe essere anche non solo bugia, un'occasione, però vedo allegria di cuore, allegrezza di cuore e amante, sembra che sia una persona che gli piaccia vivere e che sarà sempre seguita o entro un anno avrà come vicino una persona valida che cercherà di aiutarla. Quindi Milena, è vero, la situazione non è facile, ma dopo tutto se apriamo il telegiornale non è facile per 44 milioni di persone in Ucraina, però io vedo che la situazione alla fine è una ragazza che ha delle animicamente molto forte, ha una costanza e deve crescere, deve svilupparsi, deve farsi il suo. Bene, e anche la nostra Milena ringrazia. Bene, vediamo la prossima domandina. Ecco. E facciamo l'ultima domandina, vediamo chi è qui. Vediamo un po'. Quante domande, ragazzi? Oh. Vediamo un po'. Milena, ho visto che non andate più d'accordo da un po' di tempo, però è quell'età un pochettino così, Allora, abbiamo una nostra amicizia. Ripeto, per gli amici di Facebook, no? Mi raccomando, iscrivetevi alla piattaforma StreamYard, se no non possiamo ricevere le vostre domande. E vediamo un po'. Vediamo un po' un'altra domanda, però faccio l'ultima domanda perché siamo già a 27 minuti e quindi farò una domanda short. Vediamo un po' chi è la nostra Simona Grassi. Buonasera, Giuseppe73. Darà concretezza a breve dei sentimenti che dici di provare per me? Simona del 71, almeno un incontro in modo da poter mettere le basi per un vero e serio rapporto? Grazie. Allora, la Simona ha scritto una domandina 5 stelle Michelin, via Lattea Michelin, proprio una cosa, brava Simona, te la faccio completa perché questa è la classica domanda che ha tutte le informazioni giuste. Allora vediamo se sto Giuseppe è un tipo che vuol perdere tempo o vuol concretizzare qualcosa, cioè siamo sotto l'orario del cibo, giusto Ilde? Perché la Ilde è là che sta lavorando, sta facendo un'operazione. Allora, tra i fornelli, no? Vediamo se è solo fumo o c'è anche l'arrosto. Adesso io la dico ridendo, tanto per drammatizzare. Vediamo sto Giuseppe del 73 se vuol fare una cosa con la Simona oppure Simona, sembra che la cosa sia corposa, sembra che la situazione sia importante, vedi, bambino e messaggero, c'è effettivamente qualcosa che sta bollendo in pentola importante, vedi, normalmente riceverai un messaggio positivo, vediamo un po'. Superbia, falsità, gran signore, però Simona, dimmi una cosa, ma questo Giuseppe è single, separato, sposato? No, perché mi sembra che ci siano delle carte un po' pericolose. Simo, scrivimi per cortesia se lui è sposato o
divorziato o insieme a qualcuno, perché nel passato si vede che c'è stato qualcosa di pericoloso. Simo, se ci sei, batti un colpo, perché vedo che, vediamo un po', se mi scrive la Simo. No, la Simo non c'è, fatemi vedere un po' ancora. Vediamo un po' se lui... Simo, se ci sei, batti un colpo perché sennò devo chiudere. Sì, ecco. Nessuno dei due siete stati sposati. Ah, bene, perché sennò dovevo chiudere. Allora, vedi però, Simo, io vedo qui nella linea del passato che c'è stata qualche piccola chiaroscuro, vedi? La falsità, un po' di orgoglio. Lui che sembra di essere un gran signore, però vedi la nemica. Secondo me, Simo, qui quando esce la nemica c'è qualcosa che non va nel passato, perché vedi, quando esce questa carta qui, questa Sibilla qua, non dico che bisogna far tremare le gambette, ma vedi, quando è associata al Gran Signore, ipotizziamo che sia lui, perché io non conosco niente di te, Simona, però ipotizziamo che il Gran Signore è lui, non è venuto da solo, è venuto assieme a una persona che molto probabilmente vi ha attaccati, o ha attaccato lui, e poi c'è stato un cambiamento. Quindi nel passato, ti dico le sibille cosa ci stanno dicendo, un po' di, lui è molto probabilmente un tipo un po' orgoglioso, che qualche piccola bugia, peccatuccio bianco, diciamolo così, sapete quando si andava all'oratorio, no? Qualche piccolina bugia bianca se l'è lasciata sfuggire. E purtroppo lui, quando l'hai conosciuto, molto probabilmente aveva già dietro le spalle qualcuna che lo stava attaccando. Poi c'è stato un cambiamento e nella linea del presente, no, vedo che lui ha flirtato e nei tuoi confronti ha cercato di, insomma, essere un conquistador, no? Perché vedi l'amante, c'è questa allegrezza in cuore. Sembra che quando tu l'hai conosciuto, molto probabilmente non c'eri solo tu e lui nel passato era stato attaccato. Poi vedo qua un momento di freddura, vedi? Quando c'è il sacerdote in una linea così, sembra quasi che lui a un certo punto nella linea presente sia un po' raffreddato nei tuoi confronti, ma però il Giuseppe ti pensa sempre. Quindi è una situazione difficile da interpretare, perché qui vedo che non è venuto da solo quando l'hai conosciuto, lui non ti ha detto tutto, ci sono le bugie dietro, è molto probabilmente era attaccato. Poi con te ha flirtato, ti ha fatto sicuramente qualche complimento, non dico esagerato, ma importante. Poi c'è stato un raffreddamento, ma lui vede in te qualcosa di importante. Ma come andrà il futuro? Vedi, c'è gelosia. Questa carta qua è pericolosa, l'artista e la fortuna. Che cosa vuol dire questo? Che lui fondamentalmente non è che dice che è come un gambero che fa un passo avanti e due indietro, però diciamo che a livello sentimentale è braccino corto e gelosia sembra quasi che ci saranno dei momenti difficili fra voi due, perché ti accorgerai che lui è un soggetto, non dico narcisista, Marietto queste cose non le dice, però è un tipo che devi stare attento a dare troppo sentimento. E sembra che la fortuna giri la vostra parte, però attenzione che tu avrai un periodo difficilissimo, piangerai e capirai di aver fatto qualche errore, perché ci sono queste due sibille, vedi il vedovo e tu che piangi. Quindi non è proprio una stesa allegra. Certo, poi ci sarà un tentativo di riappacificazione, però, guarda, ti devo dire, lui cercherà ancora di tornare alla carica, però vedi, malinconia, morte, lettera. Sai, Simo, non è un personaggio che ti porterà sicuramente belle cose in futuro. Vedi, malinconia, morte, lettera. Lui cercherà di riconquistarti
dopo che ti avrà detto delle cose, vedi qua, scusa che non la vedi, ma c'è questo, però ti farà piangere tantissimo, quindi io non vedo che ci sarà sicuramente qualcosa di importante, vedo più che altro che è arrivato con già dei problemi importanti alle spalle e ti ha detto cose che ti dirà cose in futuro che saranno così, da prendere per pinze. Bene, cari amici, il vostro Marietto vi ringrazia, grazie di essere stati qui con me. Vi ricordo a tutte quelle persone numerose che hanno scritto Hildegard alle 21:15 venerdì, e il vostro Marietto è ancora qui con voi mercoledì 18 e lunedì alle, come si suol dire, 21:15 in questa piattaforma con Hildegard. Sapete che se volete un consulto privato, Hildegard e Marietto Veneziano sono sempre disponibili, 20 euro, 45 minuti e via. Grazie cari amici e alla prossima.